chiuso. Ieri ha perso, come hai detto prima tu, due buoni, perché non ha fatto la volata, non ha vinto la buona e ha perso oltretutto 27 secondi. E logicamente oggi è un arrivo che va bene anche per lui. Certo che non è solo, perché ha dimostrato già nella tappa di ieri che ci sono molti avversari da controllare ed è difficile tenere in pugno la corsa. Direi che come tipo di arrivo è un arrivo in salita, non durissima, però c'è l'ultimo strappo, gli ultimi 800 metri che poi spiana. Bontempi con Battaglin, attenzione. Che diciamo può dare la possibilità, però ci sono tanti altri corridori che possono vincere questa tappa qui, l'Argentin che può fare, che sono tappe adatte anche lui, quelle sparate, può esserci tipo lo spagnolo Fernandez, anche lui che ha già fatto altre cose, lei Arreta, e poi i velocisti stessi, perché logicamente la tappa non è lunghissima, per comunque tipi come Freuler arrivano ancora abbastanza freschi per una volata del genere. Ecco Gisiger a 5 km dalla conclusione, si incomincia a preparare lo sprint. Van Calster sulla sinistra, Gisiger al centro, poi Beccia, poi Rosola, ecco Panizza sulla destra. Rosola si sta comportando molto bene, evidentemente la maglia rosa trasforma Rosola in questa situazione, sarebbe in coda al gruppo. Ecco anche il campione del mondo Saronni nella scia di Van Calster, Turau, marcati in testa al gruppo. Vedete che Van Calster e Turau sono pronti, ecco che scatta Lecarreta, Marino Lecarreta sul quale si sta portando Gisiger. Sono due i fratelli Lecarreta, spagnoli dell'Alfa Lum, Marino che è il più forte, poi Ismaella. Marino Lecarreta, notate la differenza fra lo scalatore puro Marino Lecarreta e Gisiger, che è un cronoman che spinge, cerca di mantenere l'andatura di Lecarreta, che sta agitando, sta mulitando un rapporto agile. Ecco Ceruti, poi Prim, poi Bombini, Van Calster. Il cremonese Ceruti in testa, si porta a fare l'andatura con un lungo rapporto proprio per tenere forte l'andatura, per evitare proprio gli scatti, per evitare proprio che i vari Lecarreta, Beccia, Panizza riescano ad agitare, a mulinare il rapportino. Quindi Saronni manda avanti un suo gregario, Ceruti, proprio per fare ormai quasi in prossimità ecco lo striscione dell'ultimo chilometro. Attenzione, quindi non c'è stata l'attesa temuta selezione, ci sarà uno sprint, non ci sono state neppure sorprese per la verità. Eccoci all'ultimo pezzo, quello più difficile. E ora Wilson che prende il comando, Michael Wilson. In prima posizione l'australiano Mike Wilson, nella scia del quale si è posto Saronni. Mike Wilson ha vinto una tappa l'anno scorso al Giro d'Italia, ha vinto anche l'ultima tappa del Giro di Spagna. Mike Wilson, Saronni in seconda posizione. Dovrebbero essere ormai a 500 metri. Per cortesia affiancate trasferne. Ecco Saronni che lancia un suo compagno all'attacco, potrebbe però essere anche Argentin, che ha la maglia dello stesso colore, infatti è Argentin. Scatta Argentin, Saronni lo recupera ed ecco lì sul traguardo c'è è Saronni che vince, secondo è Argentin. Ci sono state